abbiamo verificato girando nei comuni, consegnando le bandiere, facendo il portavoce non solo del comitato ma anche dell'ANCI. Moltissimi, dicevo, di questi sindaci sono giovanissimi. Noi non chiedevamo di quale coalizione o di quale partito era. L'importante è che loro fossero con noi in questa battaglia e mettessero la bandiera del comune. E oggi in questo momento tantissimi comuni spendono la bandiera dei comitati comunali. Quindi la notizia che c'è oggi nel giornale che dice non solo oggi manteniamo questa bandiera nascosta in tutte le amministrazioni comunali fin quando non tornano indietro su queste posizioni. Un'ipoteca per sempre, perché tra migliaia di anni non sappiamo neanche se ci sarà il nostro pianeta. Tra l'altro, per come sono riuscite le cose in Italia, con la corruzione dilagante che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, vorrei sapere quali garanzie potrebbero dare anche sia sulla sicurezza, sulla costruzione di un impianto serio per fare. Volevo dire anche una cosa, perché in questo momento è una battaglia nella quale credo per un ragazzo che non è presente, perché non lo so come sono andate le cose. Siamo noi della nostra generazione a fare le lotte per loro. Loro non le stanno facendo, non so perché, se colpa nostra, colpa del sistema, eccetera. Però io oggi ho nella carne mea sento questo problema. E allora io sono lunese, lo dico con gli olumesi. Io voglio lottare, essere una donna delle 1600 donne sarde. E dico, io lotto per il disegnare per questa terra è un futuro fatto soprattutto di ambiente, di cultura, di servizi efficienti. È chiaro che non c'è nessuna disponibilità a prestarci ad un disegno che vede questa terra deposito di scorie, così come in passato qualcuno ha cercato di fare in modo che fosse invece una pattumiera di rifiuti. A questo ci opporremo con tutti i modi, però ripeto, non è una battaglia del Consiglio regionale, come diceva Emilio Usula, non è una battaglia soltanto dei sindaci, è una battaglia che deve nascere dal basso, che deve avere una spinta che viene dal basso, che deve coinvolgere tutti i cittadini, le associazioni, il sindacato, la chiesa, il mondo della scuola, delle professioni, tutti insieme per difendere la Sardegna. Nessuno di noi in Sardegna può sopportare un peso come quello che ci vogliono imporre e ci dobbiamo ribellare dai grandi ai bambini, perché noi vogliamo una Sardegna libera dalle scorie, dove decidiamo noi, perché il futuro deve essere nostro. Abbiamo la fortuna di essere un'isola bellissima e non possiamo andare nel mondo a dire che abbiamo un'isola bellissima e che contemporaneamente è una base militare che ha la superficie maggiore in Italia, con basi militari che occupano il nostro territorio. Non possiamo andare a dire nel mondo che abbiamo un'isola bellissima che è un deposito di scorie nucleari. Non possiamo andare nel mondo a dire che abbiamo un'isola bellissima da visitare, da conoscere, da apprezzare, se vogliamo fare mega inceneritori a Macomer. Non possiamo andare a dire di volere un'isola bellissima se siamo il più grande carcere per 41 bis in Italia. Allora, signori, prendiamo posizione, non la politica ma la cittadinanza, grandi e piccini, e battiamoci come ci si batteva anticamente e recuperiamo questa dimensione alla politica di condivisione di grandi battaglie. Solo così potremo fare riconoscere, sentire la nostra voce, le nostre urla, le nostre grida e sperare in una Sardegna diversa, in una Sardegna migliore, in una Sardegna possibile. Grazie.